Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei fare un breve cenno ad un'ulteriore immagine che ci aiuta ad illustrare il mistero della Chiesa, quella del Tempio. Che cosa ci fa pensare la parola Tempio? Ci fa pensare a un edificio, ad una costruzione. In modo particolare, la mente di molti va alla storia del popolo di Israele narrata nell'Antico Testamento. A Gerusalemme il grande Tempio di Salomone era il luogo dell'incontro con Dio nella preghiera. All'interno del Tempio c'era l'Arca dell'Alleanza, segno della presenza di Dio in mezzo al popolo. E nell'arca c'erano le tavole della legge, la manna e la verga di Aarone, un richiamo al fatto che Dio era stato sempre dentro della storia del suo popolo, ne aveva accompagnato il cammino, ne aveva guidato i passi. E il Tempio ricorda questa storia. Anche noi quando andiamo al Tempio dobbiamo ricordare questa storia, la mia storia, ciascuno di noi la nostra storia, come Gesù mi ha incontrato, come Gesù ha camminato con me, come Gesù mi ama e mi benedice. Ecco ciò che era prefigurato nell'antico Tempio e realizzato dalla potenza dello Spirito Santo adesso nella Chiesa. La Chiesa è la casa di Dio, il luogo della sua presenza, dove possiamo trovare e incontrare il Signore. La Chiesa è il Tempio in cui abita lo Spirito Santo, che la anima, la guida e la sorregge. Se ci chiediamo dove possiamo incontrare Dio, dove possiamo entrare in comunione con Lui attraverso Cristo, dove possiamo trovare la luce dello Spirito Santo che illumini la nostra vita, la risposta è nel popolo di Dio, fra noi che siamo Chiesa, fra noi dentro del popolo di Dio e la Chiesa, là incontreremo Gesù, incontreremo lo Spirito Santo, incontreremo il Padre. L'antico Tempio era edificato dalle mani degli uomini, si voleva dare una casa a Dio per avere un segno visibile della sua presenza in mezzo del popolo. Con l'incarnazione del Figlio di Dio si compie la profezia di Nathan al re Davide. Non è il re, non siamo noi a dare una casa a Dio, ma è Dio stesso che costruisce la sua casa per venire ad abitare in mezzo di noi. Come scrive San Giovanni nel suo Vangelo, Cristo è il Tempio vivente del Padre e Cristo stesso edifica la sua casa spirituale, la Chiesa fatta non di pietre materiali, ma di pietre viventi, che siamo noi. L'Apostolo Paolo dice ai cristiani di Efeso: voi siete edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra di angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui, in Gesù, tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi venite edificate insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, dice Paolo. E questa è una cosa bella. Noi siamo le pietre vive dell'edificio di Dio, unite profondamente a Cristo, che è la pietra di sostegno e anche il sostegno fra noi, no? Tra noi. E cosa vuol dire questo? Che il Tempio siamo noi, la Chiesa, ma noi vivente, noi siamo Chiesa, noi siamo Tempio vivente e dentro nostro, e quando siamo insieme noi, c'è lo Spirito Santo che ci aiuta a crescere come Chiesa. Noi non siamo isolati, noi siamo popolo di Dio e questa è la Chiesa, popolo di Dio. Ed è lo Spirito Santo, con i suoi doni, che disegna la varietà. Questo è importante.
Che fa lo Spirito Santo fra noi? E disegna la varietà, che è la ricchezza nella Chiesa e unisce tutto in tutti, così da costruire un tempio spirituale in cui noi offriamo sacrifici materiali, ma noi stessi, la nostra vita. La Chiesa non è un intreccio di cose e di interessi, ma è il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio in cui ognuno di noi con il dono del battesimo è pietra viva. Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa. Nessuno è inutile nella Chiesa. E se qualcuno per caso dice, qualcuno di voi, ma vai a casa che tu sei un inutile, quello non è vero, nessuno è inutile nella Chiesa, tutti siamo necessari per costruire questo Tempio. Nessuno è secondario. Io sono il più importante nella Chiesa. No, tutti siamo uguali agli occhi di Dio, tutti. Ma qualcuno di voi può dire, ma senta, signore Papa, lei non è uguale a noi? Sì, sono come ognuno di voi, tutti siamo uguali, tutti. Siamo fratelli. Nessuno è anonimo. Nessuno è anonimo. Tutti formiamo e costruiamo la Chiesa. E questo ci invita anche a riflettere sul fatto che se manca il mattone della nostra vita cristiana, manca qualcosa alla bellezza della Chiesa. E anche alcuni dicono, io con la Chiesa no, non c'entro, ma falta il mattone della tua vita in questo bel Tempio. Nessuno può andarsene, tutti dobbiamo portare alla Chiesa la nostra vita, il nostro cuore, il nostro amore, il nostro pensiero, il nostro lavoro, tutti insieme. Vorrei allora che ci domandassimo, come viviamo il nostro essere Chiesa? Siamo pietre vive o siamo, per così dire, pietre stanche, annoiate, indifferenti? Ma avete visto voi che cosa brutta è un cristiano stanco, annoiato, indifferente? È brutto, è un cristiano così, non va. Il cristiano deve essere vivo, gioioso di essere cristiano. Deve vivere questa bellezza di fare un popolo di Dio che è la Chiesa. Ci apriamo noi all'azione dello Spirito Santo per essere parte attiva nelle nostre comunità o ci chiudiamo in noi stessi dicendo ho tante cose da fare e non ho compito mio fare quello e l'altro? Non chiudersi in se stessi. Il Signore ci doni a tutti noi la sua grazia, la sua forza, affinché possiamo essere profondamente uniti a Cristo, che è la pietra angolare, è il pilastro, la pietra di sostegno della nostra vita ed è tutta la vita della Chiesa. Preghiamo perché animate dal suo Spirito siamo sempre pietre vive della sua Chiesa. Grazie.